Eder. Mech. Pallister. In questo secondo video iniziamo un viaggio a piedi che credo nessuno abbia mai fatto, ovvero andremo a piedi da via Verrocchio numero 2 fino alla Wind, dove la mattina del 14 dicembre 2021 Liliana disse a Claudio Serpin di doversi recare per motivi non precisati. Con la scusa così vedremo anche quali erano i tempi di percorrenza logici ed aspettati. Oggi non passano scooter, ma solo smart. Riguardo alla casa di via Verrocchio abbiamo sempre avuto poche certezze, ma alcune sembrano essere abbastanza piantate coi piedi per terra. Ad esempio alle 8:22 Liliana chiama Claudio Serpin. Ho chiesto per l'ennesima volta a Claudio Serpin: ma sei sicuro di avere parlato con lei e non con un registratore? E lui mi ha detto: non sono rincoglionito. Quindi alle 8:22 Liliana è lì. E in questo esatto minuto iniziamo la camminata verso Piazzale Gioberti che andremo a cronometrare. Altra certezza, intorno alle 8:30 il contapassi di Liliana si muove, il telefono di Liliana si muove in casa per l'ultima volta. Con la scienza informatica moderna è possibile naturalmente registrare e verificare qualsiasi spostamento anche millimetrico di un telefono rispetto alla propria sorgente Wi-Fi. Questo sarà molto importante per accertamenti che ancora possono essere fatti. Alle 8:41:26 Liliana viene ripresa dalle telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa. Siccome questa misurazione non torna col susseguente avvistamento di Piazzale Gioberti, si dirà che quelle telecamere non sono perfettamente allineate e questo avvistamento verrà spostato alle 8:46:26. Grazie a questi passi cerchiamo adesso di ricostruire a che ora siamo partiti da casa con esattezza e a che ora transiteremo dai vari punti intermedi. Via Damiano Chiesa è una strada collinare del rione di San Giovanni Guardiella. È la prosecuzione di via di Guardiella, sale sotto le cave Faccanoni e sbuca sulla statale tra la curva Faccanoni e il bivio H. All'imbocco, sulla destra, c'è la scuola allievi agenti della Polizia di Stato, Civico 11. Nel muro di cinta si nota una nicchia con la statua di San Giovanni Nepomuceno, legata alla confluenza di due rivi della zona. Poco sopra un viottolo portava alla stazione ferroviaria di Guardiella, sulla Transalpina, attiva dal 1906, passeggeri sospesi nel 1946, chiusura definitiva negli anni 50. La strada si connette alla viabilità collinare cittadina, via San Cilino, strada nuova per Opicina, strada per Basovizza. Il toponimo ricorda Damiano Chiesa, 1894-1916, patriota irredentista e sottotenente d'artiglieria. Medaglia d'oro al valor militare alla memoria. In questa camminata a un'andatura intermedia, cercando appunto di emulare il più possibile quella di Liliana, state anche notando molti cassonetti della spazzatura. Questi già sono i secondi che incontriamo scendendo da via Verrocchio, però Liliana aveva delle cose da gettare che potevano essere gettate solo in fondo a questa strada ed è per questo che non lo farà prima.
La scuola allievi di polizia di via Damiano Chiesa riprenderà il passaggio di Liliana Resinovic in un orario indicato come 8:41:26. Le stesse telecamere la riprenderanno anche alle 8:41:38. In seguito questo orario, come abbiamo detto, verrà spostato. Per arrivare in questo punto io ho impiegato 3 minuti e 52, quindi vediamo esattamente a che ora dovrebbe essere effettivamente uscita Liliana Resinovic quella mattina da casa sua. Da un semplice calcolo viene fuori che Liliana sarebbe uscita di casa alle 8:37:34 secondi. Nicodemo Gentile ha chiesto un approfondimento per capire secondo quale criterio gli inquirenti hanno spostato di 5 minuti l'orario di queste telecamere. Con lo spostamento l'orario di uscita diventerebbe ore 8:42:34 secondi. Solo 46 secondi dopo, Liliana passerà davanti a questo pilastro. Il tempo da lei impiegato per effettuare questo tratto di strada è compatibile col mio, quindi possiamo dire che fino a qua il tragitto è piuttosto regolare. Ha quasi completato la via Damiano Chiesa e sta per arrivare ai famosi cassonetti, dove avremo un ulteriore riferimento orario. Possiamo dire che dall'uscita da via Verrocchio numero 2 io ho impiegato esattamente 5 minuti 15.4 secondi per arrivare ai cassonetti della spazzatura, quindi 5 minuti e 15 secondi più qualche centesimo. Liliana invece viene ripresa a lasciare i cassonetti alle 8:43:26 secondi. Con questo orario potremmo stimare che è uscita da casa sua alle 8:38:10 secondi. Con la correzione oraria, naturalmente, l'orario andrebbe ricollocato alle 8:43:10 secondi. In tutto ciò ricordiamo anche che Gabriella si trova a fare lo stesso tragitto poco dietro Liliana e verrà ripresa dallo stesso punto alle 8:45. Ora proseguiamo il nostro viaggio, la nostra camminata, vediamo un bar aperto a destra che non noterà quella mattina Liliana, poco più avanti vedremo anche la piscina dove Salvo si trovava quella mattina e infine giungeremo in un punto cruciale, ovvero il posto in cui Iva era in servizio quella mattina come fruttivendola e Iva riferirà di aver visto e riconosciuto Liliana Resinovic. Lei la borsa non l'ha vista, vero? No, non l'ho vista, no. Ha visto solo, cioè nemmeno la tracolla di traverso, niente. No, perché era anche la luce un poco strana, era scuro quella mattina, no? Allora non sono riuscito a vedere. Comunque già che era scura. Sì, mi era sempre quel suo sguardo, anche se era laterale, ma era un sguardo preoccupato.
Dalla partenza di Via Verrocchio siamo quindi arrivati da Iva alla fruttivendola in 7 minuti e 38 secondi precisi. Iva è diventata famosa come l'occhio più veloce del West perché è riuscita a notare tantissimi dettagli di Liliana in pochi secondi. Allora proviamo a riprendere la vetrina e vediamo il passaggio di questa ragazza che sta collaborando con noi. Come vediamo effettivamente il tempo di transito non è così breve e qualcosa è possibile scorgere. Naturalmente Iva è molto brava in questo perché racconterà tantissimi elementi di quel passaggio. Però come abbiamo visto la vetrina permette una visione un po' più prolungata della norma. Adesso riprendiamo la nostra camminata e concluderemo questa parte del video con l'attraversamento delle strisce pedonali di Piazzale Gioberti, verificando anche la compatibilità oraria del transito da Via Verrocchio al punto in cui Liliana verrà ripresa dall'autobus e poi sparirà nel nulla. Qui avviene l'ultimo presunto avvistamento certo, dico presunto perché la qualità non permette di essere certi che sia lei. Un autobus di ritorno dal centro di Trieste che sta risalendo via Raffaello Sanzio riprende la presunta Liliana alle 8:50 e 23 secondi. Ovviamente questo è un problema per chi deve ricostruire la vicenda perché questo orario, come vediamo adesso, non torna. Dall'uscita in via Verrocchio numero 2 sono passati 9 minuti 7,7 secondi. Quindi dai cassonetti ad arrivare qua io ho impiegato 3 minuti 52 secondi, punto 7. Sottolineo che sto camminando più o meno alla stessa velocità di Liliana, ma forse un pochettino più veloce, non certamente più lento. Se le telecamere della scuola di polizia fossero state allineate, Liliana avrebbe dovuto essere su quelle strisce alle 8:47 e 19 secondi. Allineando invece le telecamere con i 5 minuti in avanti, Liliana avrebbe dovuto essere qui alle 8:52 e 19 secondi. Entrambi questi orari sono incompatibili con le 8:50 indicate dal bus. Siccome si tratta di una tratta molto breve, prendere una distanza di 2 minuti da un dato ufficiale è alquanto improbabile. Su una distanza molto più lunga 2 minuti ci possono stare, ma su poche centinaia di metri è una differenza abissale. Si evince che per qualche ragione imprevedibile o imponderabile o Liliana andava molto più lentamente di quanto fosse lecito o andava molto più velocemente di quanto fosse logico o che forse Liliana non è mai arrivata in Piazzale Gioberti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.